Un fasciatoio, giochi per i bambini, poltrone comode che garantiscono un po' di riservatezza, fiori e colori delicati. Si presenta così la prima sala inaugurata in provincia di Treviso e riservata alle mamme che vogliono allattare i loro bambini. Si trova nella sede dell'INPS di Montebelluna e mentre a pochi metri ci sono gli utenti in coda, dietro quel muro si vivono momenti di intimità tra le mamme e i loro piccoli e pochi minuti dopo il taglio del nastro la stanza ospita già la prima mamma. Questa è la settimana mondiale dell'allattamento al seno e quindi quest'idea poi l'abbiamo concretizzata proprio in vista di questa settimana, perché effettivamente noi siamo un istituto che entra nelle case di tutti gli italiani, ci occupiamo anche di genitorialità. Una sala che potrà essere utilizzata da qualunque donna, non serve avere un appuntamento all'INPS, si passa davanti all'ufficio, si verifica che sia orario di apertura e ogni mamma è la benvenuta. Questo è un servizio che noi rendiamo alla comunità, noi riteniamo che una mamma che si trova a passare, chiaramente negli orari d'apertura, possa in tutta tranquillità usufruire di questo spazio e siamo molto contenti di poter fornire questo servizio, perché questo è essere vicini alle persone. Una sala a chilometri zero, insomma, meglio a costo zero, visto che è stata realizzata tutta con aiuti di volontari. C'è chi ha dipinto le pareti, chi ha regalato l'attrezzatura, chi la tiene in ordine. Non è costata nulla, abbiamo fruito di alcuni oggetti, alcuni arredi che ci sono stati dati da parrocchie, associazioni di volontariato, è stata dipinta in house, abbiamo fatto tutto a costo zero, ma con tanta buona volontà. Ora l'esempio potrà essere seguito da altre strutture pubbliche e private, da altri uffici dell'INPS o da altri spazi aperti al pubblico. A Montebelluna hanno dimostrato che serve davvero poco, basta la volontà di dare un servizio utile al prossimo.